Ci troviamo a Satanca, Golf Club di Quartu Sant'Elena e in questa giornata di fine estate ho il piacere di trovarmi in compagnia di Paolo Pintor, in arte Paul Drake, giusto? Sì. Ben trovato. Per quanto riguarda la parte musicale, diciamo, del mio svolgere di vita, Paul Drake, un nome che ho assunto intorno al 2009. Tu sei anche scrittore, poeta, cosa primeggia in te? Ma diciamo un po' di tutto. Dicono che sono, ma non lo faccio perché qualcuno mi ha detto che sono anche un narcisista, assolutamente no. Se voi mi seguite su Facebook potete entrare nel mio sito e vedete, sono una persona molto positiva, però assolutamente non tengo, anzi ho tutto da imparare ancora dalla vita, pur avendo 64 anni ho ancora da imparare tutto. Tu ti definisci un uomo di multiforme ingegno, spiegaci. Sì, naturalmente scherzando, ma io tramite i miei studi, le mie esperienze di vita, diciamo che mi sono creato un'immagine che però non ho mai, sino a questo momento, fatto vedere al pubblico. Perché? Perché ritengo che una persona deve vivere la propria vita tranquillamente, senza diciamo, esagerare nel presentarsi al pubblico. Ma ultimamente ho visto che la gente mi corre dietro, per cui, naturalmente tra virgolette, mi corre dietro, nel senso così, per cui grazie a Claudia, che un giorno mi ha sentito cantare e ha letto qualche cosa delle mie poesie, dei miei racconti, ho detto sì, perché la facciamo un'intervista, non è male. Tu sei stato la voce solista di due band tantissimi anni fa, poi hai deciso di fermarti, sì. Perché? Ma diciamo che mi sono sposato giovane, ho conosciuto la mia ex moglie che avevo appena 20 anni, abbiamo passato 34 anni bellissimi, ci chiamavano la famigliola felice, oltretutto quando è nato mio figlio, dopo 4 anni che eravamo sposati, siamo arrivati al culmine. Purtroppo i casi della vita ci penalizzano molte volte e quindi adesso sono single, per il momento non ho compagne, ho molte amiche ma non ho compagne, posso scegliere se voglio. È un seguito appunto di persone di molti amici che non mi hanno abbandonato, quindi non ho abbandonato neanche tutto quello che stavo facendo prima che mi separassi da mia moglie. Tu dunque sei in pensione, hai lavorato tanti anni, qual è stato il tuo mestiere? Beh, io ero un coordinatore commerciale, ho iniziato dalla gavetta, pur essendo... Ho avuto un calcio nel sedere da mio padre, questo lo devo ammettere. Diciamo, mio padre era un grosso funzionario, rappresentante dell'ENI in Sardegna, quando i rappresentanti dell'ENI in Sardegna, non dell'Agi Petroli, dell'ENI, percepivano un sovrappiù a dicembre insieme a un pacco regalo. Adesso un direttore che rappresenta l'ENI in Sardegna si becca intorno ai 9.000 euro al mese. Mio babbo aveva uno stipendio che paragonato a quelli di oggi non superava i 2.500 euro di oggi. Quindi tu sei diventato l'Armstrong Cocker sardo, giusto? Esattamente, ti sei informato, ho visto. Certo. Sì, Armstrong Cocker perché? Perché di Armstrong ricordo molto la voce, non lo imito assolutamente. Di Cocker lo stesso, ho delle tonalità che ha Cocker e che io posso raggiungere, per cui ho studiato molto il suo repertorio, è una ventina di pezzi suoi e un'altra ventina di quelli di Armstrong, e tutte le volte che canto, ma quando lo canto anche perché lo faccio per divertirmi con gli amici, faccio sempre un piccolo repertorio internazionale e ci metto sempre dentro Armstrong, Cocker e qualche volta anche Barry White, vista la voce. Ma tu Joe Cocker l'hai conosciuto sul serio, vero? Sì, l'ho conosciuto nel 2008, mi trovavo a Lancaster
in Inghilterra ai confini con la Scozia. E lui, dunque ho conosciuto lui, Phil Collins, Brian May dei Queen, il famoso chitarrista dei Queen, e poi c'era Bruce Hornsby, che era l'unico che non era inglese, un americano che suona molto molto bene il pianoforte, anche ho qualche vecchio long plane suo, è molto bravo. Sono andata a frugare tra le tue citazioni nel profilo di Facebook e così mi ha scritto qualcuna. E io vivo anche un po' di filosofia, perché oggi ci vuole. Se uno non vive con la filosofia non penso che riesca a barcamenarsi. C'è anche una citazione sarda. Sì? In su bucconi sparziu sangelo zinsisezziri, che significa? Certamente, è una citazione tipica della mia famiglia. Traduciamolo per chi il sardo non lo capisce. Aspetta, ripeti che... Diciamo nel pranzo diviso, nella cena divisa, in tutto quello che si mangia, anche un piccolo pezzo di pane, ci siede l'angelo. Praticamente anche io mi chiamo Angelo, quindi sono il primo, ho ereditato da mio padre questa storia che quando vedo tradizione in casa nostra era nelle feste comandate e in quasi tutte le feste comandate, se era nella nostra possibilità, chiamavamo una o due famiglie povere, venivano a mangiare con noi, qualcuno portava qualche cosa, non so, un po' di pane fatto in casa o dei dolcetti o qualche altra cosa, una buona bottiglia di vino fatto da loro, e si mangiava tutti insieme. Casa mia è sempre stato così, mio nonno, mio padre e anche io, finché ho potuto l'ho fatto. Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più. Un amico in più, sì, quella me la sono dimenticata. Vabbè, ma più o meno si intuisce, si intuisce. Ecco, invece mi piacerebbe che tu leggessi questa bellissima citazione tua, questa è veramente bella. Vabbè, la conosci a memoria? No. Ok. Adesso non me la ricordo bene. Allora, esistono i pensieri di Mao e io quando ho iniziato a scrivere pensieri ho detto perché no i pensieri di Pao, anziché di Mao di Pao. Allora, hai fatto bene Claudia a riscriverla perché non me la ricordo a memoria, ne ho scritto tante abbastanza, quindi no. Allora, la vita di un uomo è come una cometa che appare improvvisamente e improvvisamente scompare. In questo piccolo frangente il suo compito è di accendere la notte del cielo con un sorriso, illuminare le menti e scaldare i cuori dei propri simili. Se non provvederai in tal senso, nessuno si ricorderà del tuo passaggio. E qui torniamo al tuo cogito ergo sum e tutto quello che è venuto dopo. Paul Drake, cosa ci hai portato? Ma io non ho portato niente di particolare perché chi mi conosce la mia vita, quindi ne abbiamo anche abbastanza. E ci tengo però a presentare un lavoro che ho iniziato diversi anni fa e riguarda proprio una chicca di famiglia che praticamente sarebbe il diario di un tenente degli Alpini che poi è stato costretto a fare il marinaio, tutto quanto, il soldato, in altri paesi, per esempio gli Alpini in Sardegna, cosa ci stanno a fare? Eppure lui me l'hanno mandato a combattere in Sardegna. Di chi stai parlando? Mio babbo, di mio padre, sì. Ah, forse mi sono dimenticato di dire. No, niente, qui è praticamente un diario che ha scritto lui, perché mio padre per diverse zone è stato sempre in prima linea. E poi durante l'armistizio, che quest'anno ricorre il 70° anno, infatti lui c'è una frase che dice riguardo lui e diciamo i suoi soldati, l'armistizio ci colse in Sardegna e da lì inizia la storia del suo, cioè la faccio iniziare io perché è chiaro che per quegli primi 3 anni prima dell'armistizio ci sono stati tanti e tanti episodi che io ho riassunto e ho
dei quali qualche stralcio l'ho messo in questo libro che ho scritto. È molto prezioso questo diario, mi auguro che deciderai di pubblicarlo. Ho intitolato questo mio lavoro Il buon soldato. So che c'è un altro che ha scritto un libro intitolato Il buon soldato, ma non ha niente a che vedere. Naturalmente io preferisco il mio, quello sicuramente avrà avuto i suoi successi, ma io preferisco il mio per una questione anche di tenerezza nei confronti di mio padre. Qui riporta tutte le fotografie di mio padre, o gran parte delle fotografie di mio padre quando appunto si trovava, perché lui stesso si faceva le interviste e diciamo che aveva stima di se stesso, una buona stima, perché uno può essere anche una persona onesta e diciamo molto umile e avere stima di se stesso. Assolutamente, ma quello è molto importante. Sì, e questo me l'ha trasmesso col DNA. In chiusura, Sì. come contattarti? Ma niente, contattatemi su Facebook. Io su Facebook ho dovuto mettere purtroppo 4 nomi, i miei 4 nomi spagnoli, perché non mi accettavano ciascun nome che io davo. Ci sono molti pittori in Facebook, quindi ho dovuto mettere Paolo, Francesco, ho evitato Maria, Paolo Maria, perché altrimenti sarebbe stata una cosa troppo. Paolo, Francesco, Angelo Pintor. Dopodiché andate a vedere, è un gruppo, cioè diciamo che è un sito molto aperto. Ho creato diversi siti culturali, non ho molti accoliti, diciamo che ho una media di 600-700 iscritti per sito, però sono tutti oh scusami, sono tutti attivi, perché mio figlio mi ha installato un sistema nel computer, per cui se non vengo contattato per 2 volte al mese, le persone vengono cancellate e mi devono richiedere l'amicizia. Ci sono diversi gruppi culturali molto interessanti, adesso non perché li ho fatti io, anche dal punto di vista grafico. Se li volete visitare e vi volete iscrivere, siete benvenuti tutti quanti. Benissimo, allora cercate Paul Drake, Paolo Angelo Francesco, Sì, Pintor o no? Francesco, Allora, Angelo Pintor. Paolo Francesco Angelo Pintor. Perfetto, ciao a tutti. Signori, arrivederci da Paul Drake.